La gente di questa città, a me piace immergermi, voglio dire, nei vicoli, nelle strade della nostra città, per cercare di capire la gente di questa città, voglio dire, cosa pensa di quello che sta accadendo adesso intorno a noi, che non sempre è bello. E poi come mondo va così, parlavamo prima proprio di un mondo va così, che sono tante piccole fotografie di questo momento attuale, e non solo nella nostra città, ma in tutto il mondo. Come infatti, per fortuna, voglio dire, in Francia se ne sono accorti che a Torre Eiffel, che io cito in Un mondo va così, alla Torre Eiffel, che io parlo di quel momento specifico, del momento in cui c'è stato l'attentato a Bataclan, che, il momento in cui Parigi ha vissuto grande terrore, grande paura e così via. Poi voglio dire, cito i personaggi che sono stati importanti per Napoli, come Pino Daniele, ma sempre sotto forma di metafore, Massimo Daniele, Massimo Troisi, come infatti il nuovo progetto che sto facendo, che sto ultimando, continua su questa scia, l'attenzione sul momento storico in cui stiamo vivendo. Noi abbiamo vissuto, Napoli ha vissuto, artisticamente ha vissuto grande splendore negli anni, forse anche 70, 80, abbiamo avuto dei talenti indiscutibili, forse irripetibili, come Massimo Troisi, come Pino Daniele e tanti altri. Per me i capostipiti sono stati Pino Daniele e Massimo Troisi, uno con il cinema e un altro con la musica, come infatti non per caso, non per niente si sono fusi, voglio dire, hanno fuso la musica con il cinema, questi due grandi fari. Io dico sempre che sono stati grandi fari che hanno illuminato la nostra città. Alla fine dico, la musica si è perso in duro un muro, no? Che sta 4 giornate non sono servito a niente, sta nottata ancora da passare, perché io sono convinto che la nottata napoletana, la nottata di Edoardo, la famosa nottata che citava sempre Edoardo, a Napoli non è ancora passata. Mi ha fatto piacere di questa tua domanda, perché è da tempo che volevo dirlo, perché molte volte mi arrivano dei messaggi, anche nei discorsi con gli amici, dici ma questo pezzo che significa? Ma io credo che sia specifico, che sia chiaro. Quando io dico novembre si fa brutto, si sentono i G-Bot e sotto la Torre Eiffel condannato a morte, e proprio voglio descrivere quel momento, come voglio descrivere a Stignemo con c'è in quel pezzo è proprio la disperazione, l'esclamazione che aveva Edoardo vicino alla sua Concetta in Natale Casa Cupiello, quando lui non riusciva a capire cosa stava, non a capire, ad accettare quello che stava accadendo, che il figlio alla fine non voleva accettare, non gli piaceva il presepe. Così non gli piace, a chi non piace questo momento storico, e la diceva a Stignemo con c'è, tra semplici creature, che non ne fa guardare, perché credo che in molti casi stiamo vivendo anche uno scempio, voglio dire, basta ascoltare il telegiornale per capire dove stiamo andando. E anche questo mondo non ha mai capito niente, è buona sotto a coppie malamente, no? Voglio dire, la meritocrazia oggi è andata, ormai si è estinta, come chi sta in un momento fatte niente. La gente che si perde mezza gente, è un fatto proprio di solitudine, stiamo diventando tutti soli, ci stiamo lasciando un bel mondo alle spalle. Però io sono fiducioso, speranzoso, perché ci sono dei giovani, veramente dei talenti che forse sono distratti e attratti anche dai talent, da cose che secondo me sono un po' diseducative per l'arte, ma l'arte in genere. Ci sono degli scontri verbali in queste trasmissioni dove prevale la maleducazione. No? E come ti dicevo prima, Un mondo va così, questo brano che è contenuto, che è incluso nell'album Controvento, è un album di fotografie questa canzone. Io cerco di fotografare tutti i momenti, sono tutte foto che parlano di questo momento storico in cui stiamo vivendo. Ma con questo non voglio demonizzare tutto quello che c'è, ci sono dei giovani talentuosi, io negli studi di registrazione e nell'accademia vedo dei ragazzi che sono veramente dei talenti. È il mercato commerciale che, voglio dire, li scoraggia a fare musica, perché il mercato ha stabilito che un certo tipo di musica fa tendenza e di moda. Il mercato ci propone musica
diciamo, chi la promuove è responsabile di questo, dovrebbe promuovere un'altra volta la musica di qualità, far tornare di moda la buona musica, far tornare di moda la musica di qualità, e come anche i talent, che voglio dire sono un'espressione di questo momento storico, però dovrebbero far tornare innanzitutto di moda l'educazione e poi la buona musica, perché nei talent vediamo, voglio dire, li fanno proprio come hanno creato quasi un ring dove questi pugili oppure questi gladiatori si fanno a botte. Invece devono far capire che nella musica ci vuole una sinergia. La sinergia è quella che fa vincere la musica. Napoli, a Napoli questa sinergia manca un po'. Voglio dire, una catena che mancano sempre gli anelli, da chi promuove, da chi propone, da chi, voglio dire, da chi la fa. Allora non c'è questa sinergia nemmeno tra tanti musicisti, e questo molte volte ci fa perdere anche. E io dico, è un appello, voglio dire, simpatico, dico che chi è di dovere dovrebbe far tornare di moda la musica di qualità, la buona musica. Non ci vuole niente, basta che si stabilisce di moda. Oggi è meno semplice, chiaramente è più complicato, sia nelle produzioni che nella promozione, però chiaramente sarebbe bello far tornare di moda la musica di qualità. E io sono speranzoso, perché io nell'album, nella canzone Un mondo va così, alla fine ho detto la musica si perde in Durmur, con una grande speranza. Poi quando ho visto quello che il panorama veramente ha offerto, questa musica si è persa in Durmur, tenimmo la luce e invece sta musica.